dolci paesaggi della Toscana, eh? E invece no, perché siamo sulla pedemontana Friul-Veneta, esattamente siamo a Villa di Villa e frazione di Cordignano, quindi siamo appena nel primo comune della provincia di Treviso, ma noi andiamo verso est. Sì, ma parte da qui la pedemontana. La nostra avventura di oggi parte da qui. Percorreremo tutta la fascia della pedemontana pordenonese, da Cordignano, da Villa di Villa dove siamo adesso, fino a Pinzano, alla scoperta delle piccole, per l'amor di Dio, meraviglie di questa terra, piccole meraviglie che però, ne siamo convinti, vi lasceranno sorpresi positivamente. Giusto? Ho parlato bene? Sì. Boh, andiamo allora. Via. Allora, tappa Maniago con salita al Colle del Castello. Molto bello, vedrai, io sono già stato. Bellissimi ruderi dal sapore romantico, non è rimasto molto, però quello che c'è è molto interessante, poi circondato da una macchia di alberi secolari anche. Il castello è eretto nel XII secolo, quindi nel pieno dello stato patriarcale. Patriarca di Aquileia dovrebbe essere. Sì, solo quello c'è. Ah sì? Andiamo. Ed eccoci in questo angolo, quest'oasi di pace meraviglioso. Sì, davvero molto bello. Siamo alla chiesetta di San Zenone, sotto questa quercia secolare. Da qualche parte, questo angolo nascosto tra le colline, tra Sequals, Meduno, Toppo. Che pace, eh? Dai, prendi il panino. Ma non dovevi portarli tu? No, io dovevo prendere le bibite e il termos del caffè. Panini tu. No, Non farmi incazzare, eh? Io ho portato le bibite. Dove siamo qui? Al castello di Spilimbergo. Esatto. Meraviglioso con questa facciata rinascimentale, affrescata. Bellissimo, proprio bellissimo, sì. Bene, andiamo a Pizzano. E chiudiamo il nostro tour. Ed eccoci a Valeriano davanti all'oratorio di Santa Maria dei Battuti, con questa facciata dove una volta c'era il grande San Cristoforo dipinto da Giovanni Antonio da Pordenone. Questo ovviamente è un rifacimento, l'originale all'interno, ma San Cristoforo perché, Daniele? Perché qui siamo tra due guadi, quello sul Meduna e quello sul tagliamento, e San Cristoforo, protettore dei viandanti, dove poteva essere se non qua. Entriamo a vederla, dai. Dai.
caro Daniele, siamo sul colle del castello di Pinzano. Siamo arrivati a fine corsa. Fine corsa perché lì c'è il tagliamento e bene, il nostro itinerario odierno finisce qui perché qui finisce il Friuli occidentale. Sì, abbiamo saltato tanti posti ovviamente perché il tempo era ristretto e ci siamo limitati a una panoramica. Ma magari piano piano possiamo approfondire questo viaggio nelle prossime puntate. Esatto, speriamo intanto di aver dato qualche spunto interessante a chi volesse così mettersi in viaggio sulla pedemontana pordenonese. Giusto? Bene, buon viaggio! Ciao!